Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione d'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Sono 10.04 per chi ci sta ascoltando e vedendo dal vivo. Andiamo a vedere dunque le ultimissime. Incidente questa mattina in via Flavia a Trieste. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Muggia è giunta sul posto dove un piccolo furgone, uscendo dalla carreggiata, si è schiantato contro un albero. Arrivati sul posto, gli operatori hanno accertato che il conducente fosse riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. Sul posto il personale del 118 con l'ambulanza per le prime cure, carabinieri e polizia locale, questi ultimi per la regolazione della viabilità e rilievi di legge. Per fortuna, come detto, nulla di grave, solo danni materiali, come documenta la telefoto che ci è stata inviata dai vigili del fuoco. E adesso andiamo a Tarvisio. Una donna di 68 anni, residente a Fillac, è stata investita da un'auto mentre cercava di attraversare la strada in pieno centro a Tarvisio in corrispondenza delle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Roma. I passanti hanno subito soccorso la persona investita e hanno immediatamente allertato i soccorsi. La donna è stata presa in consegna dai sanitari e poi trasferita in ospedale a bordo di un'ambulanza. Adesso andiamo in provincia di Pordenone per un'ultimissima. I vigili del fuoco di Pordenone, mentre andiamo in onda con il nostro spazio informativo, stanno operando a nave di Fontana Fredda in via Sant'Antonio per spegnere un violento incendio che ha interessato un deposito agricolo in mezzo alla campagna adibito al ricovero di attrezzi. Secondo le prime notizie pare, il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi, non ci siano persone coinvolte. Comunque ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata, sul posto anche i carabinieri. Ed ora andiamo a Trieste, per la precisione a Muggia, per un servizio molto importante a livello culturale e sociale. Presentata la presenza del sindaco di Muggia Paolo Polidori e del vice sindaco e assessore alla cultura Nicola De Conte, l'assessore alle politiche sociali Gianna Birnebig, la presidente dell'associazione De Banfield Onlus Maria Teresa Squarcina e la responsabile di Casa Viola Antonella De Ponte, l'attività di formazione realizzata dall'associazione De Banfield e Casa Viola per i referenti dell'area cultura e gli agenti della polizia municipale del comune di Muggia. Con una duplice attività formativa del suo personale interno, il Comune ha infatti adesso concluso un'ulteriore importante attività nell'ambito del suo status di comunità amica delle persone con demenza, un titolo ufficialmente attribuito dalla Federazione Alzheimer Italia, che ha reso Muggia, dopo un percorso avviato con la De Banfield nel 2016, primo comune della regione Dementia Friend Community. Nonostante i limiti imposti dalla pandemia, la DFC di Muggia è andata avanti con diverse azioni sul piano della sensibilizzazione e del sostegno ai familiari, come nel caso dell'attività del gruppo di mutuo aiuto. Bene, tutto per quanto riguarda questo spazio informativo live. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguio di giornata. Alla prossima. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.